Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati. Naturalmente come ogni venerdì siamo supportati dallo CGIL del Veneto, questa volta come è successo anche in altre occasioni da Federconsumatori. Perché? Perché i temi sono estremamente caldi, importanti, richiedono anche il supporto di un'associazione di consumatori che è sempre della CGIL del Veneto, naturalmente rientra nell'ambito della grande famiglia. Allora, da un lato affronteremo il tema dei pensionati in generale, qual è la situazione che stanno affrontando, parleremo anche della Shoah, ovviamente ricordando la giornata, che è un po' l'occasione per ricordare alcuni eventi che vengono come sempre organizzati dallo CGIL in questo periodo, con la partecipazione anche dello CGIL, del sindacato, ma soprattutto affronteremo la questione per la quale tanti di voi ci hanno sollecitato veramente in modo insistente, giustamente, dei rincari in generale, rincari che purtroppo partono dalle bollette, ce ne stiamo rendendo conto tutti quanti, fino ad arrivare anche ai beni normali di consumo. Una situazione pesantissima per tutti, ancor più giustamente per quei pensionati che vivono con pensioni molto basse, per le quali c'è stato detto a più voci, quindi riprendo questo discorso che è molto importante, poi sentiremo appunto le nostre ospiti approfondirlo, quando si parla di pensioni basse che non riescono neanche a sostenere l'affitto più bollette ordinarie. Queste super bollette mettono in croce famiglie, comunque pensionati che vivono anche da soli. Nostre interlocutrici ve le presento subito. Abbiamo Claudia De Marco, ben ritornata, Presidente Federconsumatori di Treviso, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a te Elena e a tutti i telespettatori. Chiara Bonato, Segretaria Generale SPCGL di Vicenza, ben arrivata. Grazie Elena e buongiorno a tutti e a tutte. Perfetto, allora incominciamo con Federconsumatori, con Claudia De Marco, perché purtroppo bisogna affrontare questo tema, quello dei rincari pesa tantissimo, vero? Sì, allora guarda, prima di addentrarci proprio nello specifico sulla situazione prezzi, vorrei soffermarmi su un altro dato che però è strettamente connesso con questo, il dato sulla fiducia dei consumatori. L'Istat nell'ultima rilevazione dello scorso anno ha rilevato una lievissima crescita, ma parliamo di uno 0,2%, ma di fatto ci troviamo in una situazione di stallo ormai da mesi e questo va a testimoniare, se ce ne fosse stato ancora bisogno, l'insicurezza dello stato d'animo di tutti i cittadini. A pesare su tutti, quindi sia consumatori che imprese, perché in questo non dobbiamo dimenticarcele, non è solo la situazione sanitaria, ma come dicevi anche tu prima, quella economica e sociale che ci troviamo ad affrontare. A peggiorare ulteriormente poi questa situazione già grave si aggiungono i continui rincari. Noi abbiamo un osservatorio prezzi a livello nazionale che ha calcolato l'impatto di questi aumenti su una famiglia media e stima per il solo 2022 un rincaro, quindi un esborso rispetto all'anno precedente di oltre 1.200 euro a famiglia. Di questi poi circa 900 si riferiscono alle bollette al settore luce e gas, come è emerso e ci stiamo rendendo conto tutti, ed il resto invece si riferisce un po' a tutti gli altri settori. Infatti io direi di guardare, di chiedere alla regia mentre sta parlando, esatto, il supporto delle slide. Qualche esatto. Esempio. Quindi andiamo alla slide che ecco qua, rincari 2022, quanto spenderemo in più e poi ovviamente come risparmiare, questo andremo in un altro momento, appunto sempre oggi a parlarne. Allora, vediamo guarda, qui delle previsioni di aumenti. Alcuni dati, ecco tipo RC Auto più 2,3%, costi bancari più 2,1%. Trasporti 3,2%. Fermo un attimo solo, prima di andare nello specifico, ecco qua vediamo voi. Andiamo alla slide precedente e ti riporto appunto anche a te al momento precedente, quello che stavi dicendo prima, in modo che anche i nostri telespettatori che ci hanno chiesto ma è possibile che io mi trovo ad affrontare? Allora sì, perché una bolletta elettrica 823 euro ha praticamente un aumento del 68%, quindi per capire cosa sta succedendo sulla propria bolletta bisogna fare un 68% in più, giusto? Sì, questo poi magari lo vediamo più nello specifico e ti darò anche alcuni dati che abbiamo calcolato sempre attraverso il nostro osservatorio nazionale.
Comunque, al di là dei dati che sono visibili anche sulla tabella, alla slide successiva, che vedono interessati un po' tutti i settori, perché poi l'aumento dell'energia, luce e gas, è trasversale, quindi va a incidere su tutti gli altri settori, da quello della ristorazione per esempio alla produzione e quant'altro. Ma l'elemento più grave di tutti, secondo noi, è il rincaro del settore alimentazione. Qui si parla addirittura di un 4,2 in più, e questo è un dato estremamente preoccupante, e quindi è evidente, secondo noi, che per far fronte a questa situazione è necessario che le autorità competenti e il governo provvedano ad un monitoraggio estremamente attento dell'andamento dei prezzi, per evitare speculazioni, come purtroppo è già accaduto soprattutto in settori strategici come sono quello dell'energia, ma anche del settore agroalimentare. Assolutamente. Voi avete avuto delle lamentele, delle richieste specifiche, dei problemi da parte di persone che sono venute da voi allo sportello, famiglie? Sì, soprattutto allora, diciamo che è una situazione che si protrae ormai da quasi 2 anni. Anche prima della pandemia c'era un trend di aumento delle difficoltà delle famiglie, come può testimoniare sicuramente anche il CGIL e lo SPI in particolare, per le fasce più fragili. Però ultimamente a una fragilità iniziale si sta aggiungendo un rincaro sempre più importante del costo della vita. Tieni conto che sempre Istat ha reso noti i dati sull'andamento delle vendite al dettaglio. Questo è un altro elemento importantissimo, e rileva un calo sia in termini di valore che di volume, e in particolare a segnare le sofferenze maggiori sono le vendite dei beni alimentari. E questo è un dato decisamente allarmante, perché tutti noi insomma lo facciamo, i tagli in questo settore, quello dell'alimentazione, indicano e confermano ancora di più le difficoltà sempre maggiori delle famiglie. Quindi segnalazioni non ne stiamo avendo sempre più, soprattutto per quanto riguarda le bollette. Però è una situazione che purtroppo si sta facendo sempre più grave per il sommarsi di aumenti su aumenti in tutti i settori. Certo, io andrei anche all'ultima slide, perché ribadisce la vostra posizione, soprattutto che cosa state chiedendo, e quindi chiedo anche a voi che tipo di, adesso è un momento di stasi, tanto per cambiare, però cosa chiedete al governo, che tipo di interpellanza avete col governo? Allora, oltre a quello che dicevo prima, quindi un monitoraggio e un controllo sui prezzi, questo in generale, per quanto riguarda poi l'aspetto specifico dell'energia, direi di aprire una piccola parentesi, nel senso che in base all'ultimo aggiornamento delle tariffe fatto dall'ARERA, che ricordo è l'autorità garante per questo settore, si prevede un incremento di oltre il 41%, quasi il 42% per la verità, per il settore gas, e del 55% per la luce. Questo significa che noi avremo durante quest'anno, ammesso che non ci siano ulteriori rincari, perché le tariffe vengono stabilite trimestralmente, porterebbe il tutto a una spesa in più per le famiglie di circa 300 euro per la luce e 600 per il gas. Annui questo? Annui, su base annua, su una famiglia sempre media. Quindi diventa urgente, ma direi indispensabile a questo punto, che tutti quei provvedimenti che sono stati presi correttamente dal governo finora diventino strutturali, soprattutto per andare ad arginare e sistemare un pochino possibilmente questo settore dell'energia. Noi abbiamo chiesto quindi da subito di stabilizzare tutta una serie di misure relative soprattutto agli oneri di sistema, andando a eliminare voci che sono anche molto obsolete e applicando l'IVA ad esempio solo sui costi della materia prima e non calcolandola dalla somma fra costo della materia prima e altre e oneri. Assolutamente.
Questo per quanto riguarda la fiscalità, però ci sono altre questioni che andrebbero prese in considerazione. Leggo un attimo il messaggio, interrompo un secondo perché leggo un messaggio che nel frattempo è arrivato, certo. Vediamo se dalla regia me lo ripeto, eccolo qua. Ma non si pensa che tutti questi aumenti possano bloccare quella ripresa che dopo il Covid è assolutamente necessaria? Eh sì, infatti questa è una preoccupazione che, se andiamo a leggere da un lato il tasso di fiducia non solo dei consumatori, io prima ho citato quello ma anche quello delle imprese, non è che sia messo meglio, questa diminuzione della spesa da parte delle famiglie, oltre a dati che ci sono evidenti anche semplicemente incontrando le persone presso i nostri sportelli, sia noi che lo SPI, lo facciamo quotidianamente. Tutto questo ci fa pensare che possa incidere in modo estremamente grave in una situazione che già rosea non è. Tra l'altro ci sono tutta una serie di risoluzioni che sono state prese finora per tentare di diminuire gli impatti della pandemia, che andranno a terminare, e quindi noi temiamo che ci possano essere ricadute gravi sia sul lavoro e quindi di conseguenza anche sulla sostenibilità di ogni famiglia. Dicevamo quindi che oltre a quegli interventi proprio specifici relativi agli oneri di sistema, all'IVA, ci sembra importante che finalmente vengano presi in considerazione anche altri aspetti. Primo fra tutti, sospendere almeno in questa fase e almeno per la parte relativa agli aumenti i distacchi di luce e gas per morosità, almeno per le fasce di popolazione più fragili, quindi anziani monoreddito, famiglie monoreddito con figli a carico, insomma le situazioni più fragili che ci possono essere. Poi adottare una politica europea degli acquisti. È impensabile che una crisi di questo settore, quello dell'energia, possa essere risolto semplicemente dal nostro Paese. Qui emerge una necessità di agire ancora di più in sede europea. E poi finalmente andare a istituire anche un albo, questo lo chiediamo da tempo, dei rivenditori autorizzati del settore dell'energia e del gas, perché qui gli operatori proliferano, e con dei parametri che tengano conto non solo della solidità economica del fornitore, ma anche della loro correttezza nei confronti dei consumatori, ma anche, visto che se ne parla forse fin troppo e si fa troppo poco, dell'impegno di ogni singolo operatore nel campo dell'energia sostenibile. Questi sono solo alcuni, ovviamente, delle vostre richieste che abbiamo chiesto. Certo. Perfetto. Allora, segretario, adesso la interrompo, abbiamo la pubblicità, dopo la pubblicità torniamo, passiamo allo SPCGL, poi nella terza parte ritorneremo ancora insieme col Federconsumatori, se riusciamo a scorrere rapidamente un opuscolo che voi state divulgando, che c'è a disposizione, con tanti suggerimenti, tanti consigli utili per poter risparmiare, perché intanto purtroppo questa è la situazione, bisogna cercare di risparmiare il più possibile. Comunque parliamo di tutto questo subito dopo la pubblicità, tra poco.